possiamo dire che si torna a casa sapendo quale sarà il percorso che dovremo tenere. Ecco. Un incontro positivo, un approccio collaborativo improntato a pragmaticità e operatività. Così la delegazione trattante della Regione Veneto, guidata dal professor Mario Bertolissi, al termine dell'incontro che si è tenuto a Roma. A 2 anni esatti dal referendum sull'autonomia, al Dipartimento degli Affari Regionali sono ufficialmente riprese le trattative tra il governo e la Regione Veneto. Si è condiviso di partire con un'analisi comparata dei 2 testi dell'intesa, il testo del Veneto del 23 settembre e quello ministeriale del 7 ottobre, allo scopo di evidenziare innanzitutto le parti sulle quali esiste una prima condivisione di contenuti, spiega ancora il professor Bertolissi. Si è individuato il metodo di lavoro che consiste appunto nell'esame di questi testi e poi c'è anche da aggiungere che relativamente al testo del disegno di legge quadro che è l'iniziativa del Ministro e che sta seguendo i suoi percorsi, su quel testo sarà chiesta anche l'opinione della Regione. Concordato il metodo di lavoro, governo e regione hanno programmato un nuovo incontro mercoledì 30 ottobre per proseguire l'analisi delle richieste regionali. E non ci sono stati blocchi, ma anzi un inizio di lavoro con la previsione di incontri che sono ravvicinati perché il governo, in ogni caso il ministro, vuole che sia rispettata la tempistica che gli ha comunicato.